Amici belli, lo sapete che è notte e io ho dei problemi poi dopo, ma con calma, andiamo a rivivere un pochino quella che è stata la partita di ieri. Spero mi vediate bene, spero mi sentiate bene, il nuovo setup, per chi ha visto ieri la live, insomma avrà capito quello che è successo. Abbiamo rimesso Rita Pavone al suo posto, tutte le cose belle. Cominciamo. Allora, amici cari, amiche carissime, un po' di problemi. Ho fatto anche un sonnellino, il che mi porta a far uscire questo video un po' tardi perché è molto notte, già mattina in Italia, e spero che vada tutto bene. Francesco Pellegrino, per esempio, benvenutissimi. L'algoritmo lo dobbiamo ancora un po' svegliare, devo chiedervi i like algoritmici perché essendo venuto meno per qualche giorno senza video quotidiani, adesso YouTube pensa che io ho finito di fare, e invece la live ha aiutato molto, la vittoria del Napoli ha aiutato molto perché sono arrivati nuovi iscritti. Benvenuti, siete capitati qui per caso. Io sono Valerio Fluido da New York e tu che sei capitato ancora di più per caso perché volevi sapere qualcosa di più di questa partita, benvenuto, iscriviti al canale, ci sta il cuscino, ecco qua. Iscriviti al canale, premi sul cuscino e iscrivetevi al canale, e con un Ambrabà io direi di andare direttamente con un Ambrabà e vediamo se funziona, perché tutto potrebbe essere complicato. Vedete, ecco qua, c'è un po' di casino, ma lo sistemiamo tutto quello che è così. Allora, per esempio, togliamo le signorine a una alla volta, esattamente. Magari lei la lasciamo con la maglietta rossa perché così, e poi Bobotta perché migliore in campo in assoluto Bobotta migliore in campo. Fluido.net, le tazze, tutte le pubblicità. Chi ha comprato la tazza non se ne è pentito, vi devo dire la verità, sono contenti. Angela, Fabio. Ma ho riguardato un pochino questa partita e onestamente sì, c'è stata quella sofferenza, Spalletti l'ho anche detto, sofferenza iniziale e poi sofferenza nell'inizio del secondo tempo, però poi il Napoli si è comportato anche bene. Abbiamo visto anche gli XG che poi alla fine, clamore dei clamori, voi vi andate a vedere, siamo lì, è chiaro che il Napoli arriva ad 1.85 perché i 3 gol che fa, uno ovviamente è uno è il rigore e quindi un XG alto, e anche gli altri due, quello di Politano e quello di Elmas, essendo molto ravvicinati, portano ad un XG alto. È l'Atalanta che avrebbe dovuto fare qualcosa di più, ma è stato bravo il Napoli a fare una fase difensiva dove ha fatto blocco squadra, dove non ha permesso all'Atalanta di essere efficace e pericolosissima. E c'è un giocatore in particolare che io devo sottolineare per questa fase difensiva, che è questo qua, voi lo vedete bene. Se qualcuno si vuole ancora accanire, vuol dire che le partite proprio non se le vede, vuol dire che non è nemmeno questione di essere tifosi del Napoli, è un'antipatia personale, e che possono esistere, però se non si capisce, se non si vede quanto stia giocando bene Mario Rui, che qualche errore lo farà, come lo fa JJ, come lo fa K2, come lo fa Zanoli, come lo fa Lobotka, Lobotka proprio errori. Quando li vedi è una giornata particolare. Li fa Anghissà gli errori, li fa Zelinski, li fa Insigne, li fa Mertens, addirittura Politano, li fa anche Mario Rui. Però le cose che ha fatto ieri Mario Rui meritano una menzione speciale nelle varie prestazioni individuali che andiamo a sottolineare. Però prima di tutto passiamo alle bollette, perché affanno iniziale, riviviamo un attimo la partita per avere quella sensazione. Dopo l'affanno iniziale io devo subito scrivere diagonale di Mario Rui, perché loro entravano, bisogna dirlo, loro entravano e siamo stati bravi in difesa. Malinowski di testa, parata di Ospina, Mertens il rigore, e qua mi faccio aiutare già da un primo screenshot perché mi piace far vedere gli screenshot. Guardate, qua sul filtrante di Zanoli io ho cercato di capire dove si trovasse l'arbitro.
perché tu dici voglio giustificare, dici se nel momento in cui Mertens tocca la palla, e si vede che tocca la palla perché Musso è molto più lontano rispetto a me, probabilmente vogliamo dire che l'arbitro era impallato da uno dei difensori dell'Atalanta, però lui poi ha chiamato il calcio d'angolo, quindi evidentemente ha pensato Mertens tocca il pallone, poi eventualmente lo tocca Musso. Lo so, però dalla dinamica era proprio evidente che non era questo il caso. Per fortuna che c'è il VAR, per fortuna che il VAR lo ha chiamato, altrimenti staremmo parlando di tutte altre cose. Quindi menzione speciale per Zanoli, che in questo caso fa una percussione interna e trova questo filtrante per Mertens. Mertens, Freuler di poco fuori, Malinowski altissimo dal limite dell'area, Mario Rui un tiro velleitario parato, e poi c'è il gol di Politano, lo schema di Insigne, ma io qua scrivo Lobo perché io non lo so se poi non ho una diapositiva al riguardo, no, ma devo assolutamente sottolineare che viene da uno strappo di Lobotka che fa il box to box, cioè quasi dal limite dell'area di rigore nostro arriva al limite dell'area di rigore loro e non lo beccano, ne supera tipo 5 e sono costretti poi a fermarlo con un fallo. Mamma mia, Lobotka, gli strappi, gli scatti, una cosa nuova del repertorio, adoro. Bello lo schema di Insigne che intuisce il movimento subito di Politano che scappa dietro la linea, e poi non è facile quel gol lì perché ti arriva da dietro, quindi devi incrociare bene, devi avere un impatto perfetto con la palla. Bravo Politano. Poi manca un secondo giallo a Palomino, lo diciamo perché lo diciamo, sempre su Mertens perché che come fai? Dopodiché c'è l'occasione di K2 che tira teppole, e lì c'era anche Insigne in zona limite dell'area, ma K2 lì era ghiotta e bisogna dirlo che anche chiunque avrebbe dovuto tirare. E poi 2 colpi di testa di Scalvini sul calcio d'angolo che finiscono fuori. Nel secondo tempo segnaliamo un tiro di Boga alto che comincia sull'esterno. Non mi è piaciuto Gasperini che toglie Atebor e mette Boga esterno destro, lì non è proprio la zona sua. Ci sono anche errori che si possono fare, poi dopo viene spostato dall'altra parte e diventa un po' più pericoloso. Poi c'è il gol di De Ron su cross di Miranchuk, che qua possiamo far vedere, purtroppo se lo perde un po' Koulibaly, però al momento del cross, signori, guardate quanti giocatori dell'Atalanta ci sono in aria. C'è Muriel controllato a vista da Zanoli, poi c'è De Ron vicino, c'è Koulibaly, ma in aria c'è Boga praticamente da solo, poi dietro di lui non so se è Freuler, non lo so, poi c'è Anghissà che deve controllare il 42, il 77 Zappacosta è controllato più o meno da Juan Jesus, Bobotta e Zielinski che stanno riaccorciando. Insomma, quando arriva poi il cross lo giudica male K2, lo giudica male, si può vedere da questa seconda diapositiva, e nel momento in cui vedete il pallone proprio sullo spicchietto dell'aria in volo, e nel frattempo si è allontanato De Ron da Koulibaly, perde il contatto, Koulibaly giudica male la traiettoria, prova ad intervenire, e in questo caso poi Zanoli, che si trova a metà tra Muriel e De Ron, poi non riesce a saltare, più preoccupato di Muriel, e ci sta in questo caso, i famosi quinti, le famose cose dell'Atalanta. Dopodiché Ospina para su Boga, il gol di Elmas su assist di Lozano, ma devo anche scrivere K2 perché tra le varie cose che fa K2 così e così ieri, questa è una delle cose bellissime di K2, il lancio per Lozano che si trova praticamente 1 contro 1 con Zappacosta e scappa sull'esterno, e lo sottolineiamo, e poi dobbiamo far vedere che continua l'azione, e questa è una delle cose più importanti perché il Napoli deve riempire l'area, maledizione, e guardate chi arriva, arriva Koulibaly addirittura vicino a Lozano e quindi si porta un uomo appresso, e a rimorchio arrivano Mertens ed Elmas. E qua vi devo far vedere anche un'altra cosa, tornando alla diapositiva di prima. Guardate Elmas dov'è? Dietro Koulibaly addirittura, quello davanti è Mertens. Elmas si fa tutta la corsa e arriva addirittura poi a concludere l'azione con un gol, permettetemi, alla Mertens, proprio di biliardo, e spiazza anche il portiere, veramente molto bello. L'ultima diapositiva che facciamo vedere, lo screenshot, e qui questo è un altro lancio di Mario Rui con il destro stavolta per il Ciuchi Lozano, che finisce
a fine partita prima punta con l'ingresso di Malquit al posto di Mertens. Lo stesso Elmas che vedete lì inquadrato si farà tutto uno scatto per accompagnare Lozano e sempre riempire aree, perché è così poi si fa gol. Se lasci Osimhen da solo non succede niente, serve qualcuno che accompagni. Lozano poi andrà al tiro, ma in questa occasione, per questo scatto, vedo nel replay, si vede poi Elmas che si tira un po' il polpaccio, paura, si vede anche nell'azione successiva in difesa che c'è Elmas zoppicante. Voglio sperare sia solamente un crampo e non uno strappo, perché ha tenuto botta fino alla fine quegli ultimi 5 minuti. E tanto è, ragazzi. È una partita che il Napoli ha giocato bene. Le parole di Spalletti parla dello schema di Politano, non ci si può tirare indietro, bene i terzini, sul 2-0 loro ci hanno chiuso, lo bot che gli strappi, la difesa di palle, eccetera, lo step definitivo si fa fino in fondo. Io non voglio parlare. Ieri l'Inter ha vinto, e probabilmente anche in maniera immeritata. Adesso noi guardiamo, ci interessa, ovviamente ci guardiamo la partita del Milan, guardiamo un pochino i calendari, siamo lì, ce la giochiamo, ci divertiamo, sorseggiamo alla fonte del sogno che ci rende immortali. Aspetta, c'era una frase di Spalletti bella: oltre ai carri che non ripassano, non solo per lui ma anche così, la porti a casa, terzo gol fondamentale, le scelte, il carattere, step definitivo, ricerca della felicità di un popolo intero, e ce la portiamo avanti. È difficile, perché è difficile pensare che Napoli possa fare il filottone, però perché non provarci? È chiaro che ci proveranno, è chiaro che la squadra mi sembra compatta, è chiaro che i voti li facciamo su Fan Rating, e mi piacerà dare dei voti particolari. Facciamola vedere tecnicamente. Zielinski era più mezzala che sottopunta in questo caso, ma vedremo meglio le posizioni medie mercoledì. Nulla da dire in generale, le prestazioni ne parliamo su Fan Rating, ma insomma veramente tanta roba, soprattutto a livello difensivo. Quando arrivano i primi cambi, Elmas per Politano che si mette qui e non c'è problema, ma quando entrerà Lozano andrà in questa zona, Elmas passerà dall'altra zona, Ruiz al posto di Zielinski cambia poco perché la posizione sarà questa, e poi Malquit quando entrerà finirà in questa zona, spostando poi Lozano da questa parte. C'è poco da dire tatticamente. Il Napoli ha scelto, ed è stata una scelta secondo me consapevole, quella di accettare anche che l'Atalanta ti venga addosso e che ti faccia un pochino la partita. Stai lì, bravo, attento, concentrato, ribatti colpo su colpo, e quando hai avuto la possibilità di ripartire, e devi ripartire palla a terra perché non hai Osimhen e non c'è altro modo, bene i cambi. Elmas e Lozano sono entrati molto bene, Zielinski così e così, Fabian così e così, ma siamo lì. Mertens ha fatto il partitone, Zanoli ha fatto il partitone, per me il migliore resta Lobotka perché mi ha fatto vedere robe incredibili di repertorio, e nella fase difensiva dobbiamo sottolineare il lavorone di Mario Rui, quello di JJ, che è un grande uomo ed è un grandissimo uomo da New York. Valerio Fluido non è tutto, perché segnaliamo ancora brutte frasi razziste dappertutto, su tutti gli stadi, così sempre peggio, sempre peggiori, le avete sentite, non le ripeto. Segnaliamo ancora una volta che rigore si deve dare subito, non c'è proprio dubbio. Segnaliamo che chissà i giornali che cosa si inventeranno questa volta per darci un pochino fastidio. Non fa piacere il Napoli lì, e va bene, e va benissimo, non c'è problema. Noi facciamo quello che dobbiamo fare, se ci riusciamo è bene, se non ci riusciamo non fa niente. Non è il vincere quello che conta, è il percorso, il divertimento, e conta anche il fatto che la casa nuova ha portato bene. Meno male. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.